Buongiorno telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati. Ore 13, oggi è il giorno dedicato alla CGIL e quindi oggi parleremo di un tema importante come l'inizio della campagna fiscale. Oggi però è anche l'8 marzo e quindi auguri a tutte le donne, a tutte le telespettatrici che ci stanno seguendo e auguri anche, le doniamo questa bellissima mimosa a una dei nostri ospiti, l'unica rappresentante femminile di questo parterre di oggi, e quindi la ringraziamo subito, Giuliana Maffei, responsabile fiscale Servizi Treviso SRL. Buongiorno e bentrovata. Accanto a lei Graziano Basso, responsabile fiscale Servizi Treviso SRL. E poi buongiorno. Da questa parte non li festeggiamo perché non è il giorno a voi dedicato, però vi salutiamo lo stesso, e Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. E poi Pierluigi Cacco, amministratore delegato di Servizi Treviso SRL. Buongiorno. Quindi una giornata un po' particolare oggi. Sapete come sempre che potete intervenire in diretta 0422 162 6798 se gli occhi non mi tradiscono, comunque è in sovraimpressione, e poi come sempre siamo in diretta a Facebook, quindi se volete fare interventi anche sulla nostra pagina Facebook fatele pure. Allora, io direi, prima di iniziare ad entrare nella questione tecnica, molto importante perché ci sono tante scadenze di cui parlare, però qualcosa sulle donne dobbiamo dirlo. Allora, Giacomo Vendrame, donne e lavoro, com'è la situazione dal vostro punto di vista? Oggi è una giornata importante, tra l'altro almeno a Treviso c'è il sole splendente, sembra una primavera anticipata e probabilmente questo è di buon auspicio. Il problema è che il tema della parità di genere, delle pari opportunità, è un tema attuale purtroppo. Non avremmo mai pensato di doverlo affrontare in questi termini nel 2018, ma purtroppo per tanti motivi invece è un tema ancora da affrontare e che si fa fatica in qualche modo a far emergere anche una parità effettiva, e quindi è un lavoro continuo che noi facciamo, che non è solo il giorno chiaramente della festa delle donne, tra l'altro è una delle feste internazionali assieme al 1° maggio, quindi cose care alla CGIL di sicuro, però c'è tanto lavoro da fare, mettiamola così. Noi siamo impegnati in varie iniziative come ogni anno. Ieri eravamo in Piazza dei Signori a consegnare carciofi. Quest'anno è stato deciso dal coordinamento donne spie e coordinamento donne CGIL che il carciofo era in qualche modo lo strumento più adatto per festeggiare in maniera anche un po' simpatica e autoironica, e tutto sommato anche un significato ben preciso, perché era riferimento a Ode al carciofo di Paolo Neruda, e poi c'è anche un mito molto importante, Zeus e la ninfea che si chiamava Cinar o Cinarea, adesso non mi ricordo, quindi insomma un significato ben preciso. Oggi, festa della donna, ci sono le nostre pensionate, la nostra struttura che sta consegnando nelle case di riposo alle donne la mimosa, e penso che questo sia un bel segnale a quelle persone, per cercare anche in maniera conviviale di festeggiare questa giornata. Stasera in auditorium della CGIL a Treviso c'è il film 7 minuti, proprio per fare una riflessione partendo da un film, e domenica 11 ci sono ben due pranzi, scusate, organizzate in particolare dai pensionati, una a Caselle di Altivoli e una a Marino di Piave, dove appunto festeggeremo come si deve la festa della donna, e poi il nostro impegno è continuo ogni giorno. Pierluigi Cacco, è una disparità non solo ancora presente nell'accesso, diciamo, a ruoli dirigenziali, nell'accesso al lavoro, ma anche ancora presente nella disparità salariale tra donne e uomini. Ma la cosa peggiore, a parte questa, che è una battaglia che il sindacato sta facendo da tempo, la cosa più assurda è la violenza sulle donne. Insomma, io credo che questa sia la cosa che più mi colpisce. Però, permettimi, se posso, vada un pensiero alle donne della Servizi Treviso, della nostra società. Insomma, io vorrei mandare a loro un pensiero, perché la nostra società ha 46 dipendenti, è la società ovviamente di scopo della CGIL. Di questi 46 dipendenti 40 circa sono donne, e loro sono quelle che mandano avanti la nostra società. Il direttore è una donna, il responsabile del personale, o la responsabile come preferite, ma io non mi soffermo su queste cose, è una donna. Una delle responsabili fiscali è una donna, le responsabili delle varie zone sono una donna, l'amministrazione è una donna, quindi hanno quei ruoli, e più che avere i ruoli li stanno svolgendo bene. Quindi a loro io non faccio gli auguri l'8 marzo, perché l'8 marzo ricorda un evento, che credo invece sia da ricordare una ricorrenza, e sia
da ricordare quanto le donne stanno andando in tutte le parti e con quanta fatica, con la doppia fatica degli uomini. Noi penso che insomma, chiunque abbia un po' di sale in testa possa capire insomma, che le donne nel determinare la loro autonomia certe volte incorrono una violenza inaccettabile, inaudibile, questa che ognuno di noi deve combattere. Giuliana Maffei, da donna e sindacalista, cosa dice? Ma io sono pienamente d'accordo su quello che hanno detto tutti e due. Diciamo che noi nel contesto lavorativo nostro, Servizi Treviso, non sentiamo, siamo tutte donne, alla fine come ha detto lui, su 46 sono 3 uomini, per cui non la viviamo lavorativamente. Poi certamente fuori dal mio ambito lavorativo questa cosa si sente ancora troppo. Vedo una telefonata già in onda, non so se è su questo tema oppure su un tema, nel caso approfondiamo subito il tema fiscale. Pronto, buongiorno. Buongiorno, io sono una donna e come donna non mi sento assolutissimamente presa in considerazione oggi come festa della donna, anche perché chiedo alla signora di presente se non sia offensivo discriminare le donne che lavorano e le donne che stanno in casa, e mi si dice che le donne in casa non devono lavorare, perché vedete signori, con la crisi che c'è il giorno d'oggi, io sono d'accordo che c'è la donna che lavora fuori casa come la signora eccetera, però chiedo diversamente se la casalinga non se la gratti tutto il giorno, scusatemi il termine, perché la signora lì presente credo che quando va a casa la sera non abbia il tempo e la disponibilità di fare tutto quello che realmente fa una casalinga. Non so se mi sono spiegata. Io mi sento tremendamente offesa, essendo io una casalinga da molti anni, prima ho lavorato anche fuori casa, mi sento tremendamente offesa quando sento le donne in carriera, le radical chic e quant'altro, come delle grandi televisioni come stamattina, che dicono la donna che lavora e le altre non lavorano, anche perché signori, prendiamo in atto una cosa, le extracomunitarie, musulmane, indiane, eccetera, la loro cultura in ampia parte non vede la donna che lavora fuori casa, ma vede la donna che sta in casa, lavora in casa, assiste la famiglia, assiste il marito e tutto quanto. E guardate che se ha fatto con diligenza non è meno gravoso di una donna, ovviamente con le dovute apparentesi, di una donna che lavora fuori casa. Io credo che la signora quando va a casa la sera, con tutta la buona volontà che ha, e poi non la conosco e non mi permetterei, ma guardate che ce n'è da fare in una casa, tenere pulita la casa, non è una roba di 2 ore la sera quando si rientra dal lavoro. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie, Giacomo Vendrame. Penso che la questione non sia cosa fa una persona, ma se quella è una libera scelta che si autodetermina come persona. Questo tra l'altro vale per tutti. È chiaro che, come abbiamo detto, a volte purtroppo per la donna è più difficile, quindi una donna che fa la casalinga per libera scelta è assolutamente rispettabile, ce ne sono tantissime, noi non poniamo nessun problema su questo. Purtroppo noi invece conosciamo tante donne che sono obbligate a fare scelte anche molto di sacrificio per atteggiamenti maschilisti, per discriminazione e via dicendo, persone che non vengono assunte in quanto donne o discriminate. Tu facevi riferimento alla questione dei redditi, come è emerso anche nella nostra provincia in questi giorni, quindi insomma il problema è la discriminazione, non è altro. Dopo io sono per una società dove un soggetto si può autodeterminarsi e può fare delle scelte, qualsiasi siano. Questa è la battaglia che facciamo ogni giorno. Per le donne oggi ha un significato ancora più di valore, anche di fronte ai mutamenti che la signora citava, perché è vero che culture differenti in qualche modo mettono nuovamente in discussione alcune conquiste anche del movimento femminista e di tutta la società, dico io. Il punto vero è trovare anche un equilibrio, a me viene da dire laico, rispetto a questo tema e di pari opportunità per tutti, in tutti i sensi. Mi viene in mente la campagna elettorale dove si è parlato anche di reddito per le casalinghe, ma dopo della politica, magari dei riflessi della politica parliamo più avanti. Allora volevo entrare, se non avete qualcosa da dire di specifico nel... Sì, ecco, la signora. Sì.
Mi dispiace che la signora si senta offesa, posso solo dire che si senta orgogliosa di se stessa, esatto. se come dice Giacomo, quindi sia lei orgogliosa come noi siamo orgogliosi di tutte le nostre donne, indipendentemente dal lavoro che fanno, se è la loro libera scelta, insomma. Allora, entriamo nel vivo, inizia la campagna fiscale, Sì. cosa vuol dire? Allora volevo sentire Graziano e poi sentiamo anche Giuliano. Beh, comincia la campagna fiscale, vuol dire che è l'ora di tirare fuori tutte le carte che si sono accantonate nel Momento corso del 2017. attesissimo. Sì, è già ora di cominciare a Ecco. scartabellare nei nostri archivi, nei nostri cassetti, per recuperare tutte le pezze giustificative che poi serviranno per produrre la dichiarazione dei redditi. La campagna fiscale 2018, naturalmente nella campagna fiscale 2018 si va a dichiarare i redditi 2017 e a recuperare tutte quelle spese sostenute nel 2017. Queste documentazioni sono poi reperibili in parte dal datore di lavoro, in parte sono le fatture e i bonifici che abbiamo messo via nel corso dell'anno, e ci sono anche delle novità praticamente rispetto agli anni precedenti. Volevo appunto dire che per esempio se uno vuole incominciare già a tirar fuori la documentazione, sul nostro sito è disponibile già l'elenco dei documenti che sono utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi, con già le novità previste dalle istruzioni nuove ministeriali, e di conseguenza tutti possono accedervi e consultarlo per poter predisporre già la documentazione e venire all'appuntamento per fare la dichiarazione dei redditi senza poi dover tornare a casa perché magari si è lasciato a casa qualche documento. Per quanto riguarda le eventuali novità che ci possono essere per quanto riguarda il 2018, la prima novità... Allora, ti blocco subito, Sì. vedo che si accende la pubblicità. Allora, per non spezzare il discorso, tra pochissimo vediamo le pubblicità, torniamo fra poco dopo appunto la reclam, come si diceva una volta. Ore 13, ben ritrovati in diretta, abbiamo subito una telefonata, ma vi ricordo di cosa stiamo parlando. Nella giornata della donna abbiamo parlato un po' anche delle donne e del lavoro, ma il grande tema di oggi è anche l'inizio della campagna fiscale. Allora, prima di far parlare Graziano, prima non voglio interromperti sulle novità della campagna fiscale, subito la parola al telespettatore o alla telespettatrice che ha chiamato. Pronto? Pronto, buongiorno, intanto auguri. Sento una Buongiorno, voce, sento Nadia da Treviso. Auguri intanto. Auguri anche alla signora. Grazie. Mi ero dimenticato quella signora di Sente, prima. io volevo chiedere, ma perché noi casalinghe non siamo considerate di avere uno stipendio o una piccola pensione per il lavoro che facciamo? Perché noi su 12 mesi non abbiamo neanche un giorno di ferie, lavoriamo 24 ore su 24, diciamo, perché non abbiamo mai finito, perché se dovessimo stare seduti o andare in passeggiata, i lavori di casa chi è che me li fa? E far da mangiare, lavare, stirare. Voi non sapete cosa facciamo noi in casa. Vi ringrazio, arrivederci. Grazie E signora, pensiamo- ancora auguri, chi vuole rispondere? Intanto lo sappiamo perché voglio dire, i lavori di casa sono un comune di ogni casa e tra l'altro appunto ripartiti in maniera differenziata tra uomini e donne, almeno per quanto mi riguarda. Dopo, noi su questo tema avevamo fatto una proposta rispetto in particolare alle pensioni, cioè al di là del fatto che è un tema delicato perché si apre una questione enorme, però il tema che venga riconosciuto il lavoro di cura casalingo, in particolare di assistenza ai familiari, è un tema che per quanto riguarda le pensioni abbiamo posto, nel senso, nel grande computo dei contributi per andare in pensione è possibile che in alcune fasi della propria vita, quando ad esempio la donna è obbligata, a proposito del discorso di prima, a fare assistenza a un familiare, non gli venga riconosciuto quel periodo con dei contributi figurativi? È un ragionamento che stiamo aprendo, poi è complicato anche per gli equilibri che sappiamo rispetto al sistema pensionistico e tutto il resto. Quindi insomma la gratificazione rispetto al lavoro casalingo... C'è un problema, se mi permetto, segretario generale. Certo. Adesso mi pare che politicamente abbiano deciso di darlo, no? Quindi aspettiamo, perché se governa le 5 Stelle mi pare che lo diano. Dico male, Giacomo? No, sembrerebbe. Adesso noi aspettiamo di vedere intanto chi governa e poi vedremo i provvedimenti che metteranno in fila.
potrebbe essere una soluzione. Il cosiddetto reddito di cittadinanza, ci torniamo fra poco. Voleva aggiungere qualcosa sulla questione lavoro casalinga? È una cosa che tocca, cioè a noi donne questo tocca, che uno lavori, non lavori, perché le due signore, da quel che si è capito molto chiaramente, sono due signore che hanno fatto una vita da casalinghe, certo. E non è facile, non è neanche facile dover fare una vita da lavoratrice e casalinga, perché non è che quella che... È logico che a loro non viene riconosciuto uno stipendio e questa è la grossa differenza, però ci sono problemi sia in una condizione di essere donna che nell'altra condizione di essere donna, perché purtroppo a volte gli uomini la vivono diversamente la situazione casalinga e non è facile, è un discorso che crea sempre tante... Un casalingo, Graziano... Beh, lui vive da solo e quindi può parlare in prima persona da maschio, quindi... Io sono cresciuto con una donna lavoratrice e i lavori erano equivalentemente ripartiti ed era giusto che fosse così. Ma mai sentite l'esigenza di avere una gratificazione economica da questo? Sanno da fa, punto, per quanto mi riguarda. Perché la signora poi poneva la questione, ma perché non c'è uno stipendio per noi casalinghe? Grande interrogativo. È una discussione antica, perché i salari dei lavoratori non sono più alti, perché le pensioni dei pensionati non sono più alte. Ma manca la volontà politica, secondo voi? Ma c'è anche un equilibrio finanziario e poi c'è il concetto di equità. È complessa, prima bisogna trovare risorse, poi l'equità poi... Però ciò che le donne pongono è un problema giusto. Però una che lavora, non so, se tu hai la donna di servizio, se chi lavora ti fai anche i servizi, quindi le signore hanno posto un problema giusto, bene, però dico è anche molto complesso da affrontare. Io capisco però il discorso delle signore come donna, perché mia mamma ha fatto una vita da casalinga e malgrado mio papà non le facesse mancare niente, lei ha fatto tante rinunce fin tanto che non ha avuto la sua pensioncina, poi ha iniziato a togliersi. Io lo capisco il fatto di non poter, dice io faccio un lavoro che non mi porta a niente. No, solo lo capiamo, ma lo condivido. Però è un lavoro diverso, sì, io lo capisco, mi dispiace quando sento tante casalinghe che fanno questo, a volte sono scelte, a volte non sono scelte, perché magari mia mamma non aveva nessuno che gli teneva i figli, per cui lei è un discorso diverso e non è facile da, fra virgolette, digerire, da gestire. Mia mamma faceva la donna di servizio, visto che oggi la trasmissione è così. Mio papà era in trasferta e aveva 3 figli, quindi immagina te, io sono cresciuto su una famiglia, come dire, proletaria, insomma, e quindi non capisco benissimo perché io dovevo badare a mia sorella e fare quello che potevo. Ci sono tante condizioni, no? E quindi sono d'accordo, bisognerebbe trovare un equilibrio economico e una ripartizione anche corretta, non è che chi sta a casa deve prendere come te che lavori, ma deve avere un riconoscimento, Giacomo parlava per dire dei contributi, di altre cose. È complessa, però è un problema. Telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora, auguri. Sì, grazie. Io sono Marcella di Montebelluna. Sì. Io dunque prendo la minima, 500 euro di pensione, perché ai miei tempi ho dovuto restare a casa per assistere i suoceri, genitori di mio marito. Sicché non è che ho dovuto restare a casa per mio piacere, sono stata costretta. Sicché non ho avuto nessun contributo a quel tempo. Se adesso mi trovo con una pensione da 500 euro è appunto per questo motivo. Questo è esattamente il tema che noi abbiamo posto. Situazioni come la sua, esattamente. Noi pensiamo che nel momento in cui una, magari anche lavoratrice, debba rinunciare al suo lavoro, cosa che negli ultimi anni è avvenuto, per stare a casa con persone anziane, persone disabili, persone che hanno bisogno di assistenza, quel periodo di assistenza vada in qualche modo riconosciuto. Poi come riconoscerlo, come abbiamo già detto, è complicato. Quindi lei è proprio il caso emblematico di quello che stiamo dicendo. C'è una legge che aiuta, ma non risolve, perché io ho superato, perché ho 70 anni che ho superato. La legge 104 a volte non basta e la persona deve proprio rinunciare al posto di lavoro. Noi adesso che abbiamo anche l'incombenza delle dimissioni, lo vediamo, ci sono tante persone che si dimettono perché tra l'altro gli conviene stare a casa con il genitore, perché il costo della casa di riposo è più alto rispetto allo stipendio. Quindi c'è un ragionamento complessivo che va fatto anche sul sistema del welfare, non solo relativo ai redditi e alle scelte delle persone. Quindi è un discorso complesso. La signora, tra l'altro, ed è questo il ragionamento che andrebbe fatto,
fatto? Dice: io ho una pensione al minimo. La pensione al minimo, lo sappiamo, ha una caratteristica quasi assistenziale, se non addirittura assistenziale. Quindi un ragionamento un po' diverso, appunto, per cercare di andare incontro a esigenze come quella della signora andrebbe fatto nel nostro paese. Allora, torniamo, tanto sicuramente ritorneremo sul tema delle donne, perché oggi è così, 8 marzo è inevitabile, però torniamo a bomba, come si dice, sulla questione delle scadenze fiscali. Quali sono le novità della campagna fiscale che ormai è alle porte? Allora, per quanto riguarda le scadenze, poi Giuliana farà la scaletta delle scadenze con tutti gli spostamenti di quest'anno, mentre per quanto riguarda i contenuti della dichiarazione dei redditi ci sono state delle variazioni che impattano un attimino anche un po' sui redditi dei fabbricati, come possono essere tutte le spese che rientrano nella dichiarazione dei redditi. Allora, innanzitutto la cosa che impatta sui redditi dei fabbricati è se io sono proprietario di un immobile e lo do in affitto per periodi brevi, per esempio ho la casa al mare e decido di affittarla per meno di 30 giorni, in quel caso per esempio, e mi avvalgo di una agenzia immobiliare per fare ciò, io avrò dall'agenzia immobiliare, a differenza degli anni scorsi, avrò l'emissione di un modello Q, di una certificazione unica, ovvero mi viene messo lo stesso documento di un lavoratore dipendente nel quale mi viene certificato il reddito dell'affitto, che è una cosa, è una rivoluzione, si può dire, per quanto riguarda la parte dei redditi immobiliari, in quanto si emette una certificazione che a tutti gli effetti ha una valenza, viene scaricata, viene proprio tracciata la provenienza di quello che è quel reddito, e poi viene scaricata direttamente dall'agenzia immobiliare all'agenzia delle entrate tramite un modello 770, vengono già operate delle ritenute per cui i soldi delle tasse derivanti da quei redditi sono già pagati anticipatamente dal proprietario, e questo praticamente è la grande innovazione che impatta appunto anche su questo tipo di dichiarazioni. Riguarda più o meno tutte le locazioni brevi, le innovazioni che sono state fatte a seguito delle circolari emanate nel corso del 2017. Altra cosa invece, visto che stiamo parlando di certificazione unica e di conseguenza redditi che possono anche essere erogati dal datore di lavoro, è stato innalzato praticamente il limite per quanto riguarda i premi di risultato, per cui se io lavoratore percepisco un premio di risultato, fino all'anno scorso potevo avere un beneficio fiscale di applicazione di un 10% di imposta invece che di pagare il 27% di tasse su questo premio, e il valore sul quale viene calcolata questa ritenuta praticamente è stato innalzato da 2.000 a 3.000 euro, 4.000 addirittura se per esempio l'azienda entro aprile dell'anno scorso aveva praticamente depositato dei patti particolari e aveva coinvolto i lavoratori nella determinazione, praticamente nell'organizzazione del lavoro e quanto riguardava tutta la determinazione dell'attività aziendale, per cui sono cose che impattano sulla busta paga in questo caso, e di conseguenza, siccome hanno cominciato ad impattare nel 2017 e andiamo a dichiarare i redditi 2017, ci ritroviamo anche nel modello 730 a partire da quest'anno. Poi vengono riconfermati praticamente con piccole rimodulazioni praticamente tutti gli eco bonus, che sono le detrazioni che si possono fruire per quanto riguarda o la ristrutturazione della casa oppure per la riqualificazione energetica della casa, per cui se io mi sono avvalso di un tecnico che mi ha presentato una DIA, una SCIA, una certificazione al comune di ubicazione degli immobili, ho chiesto di fare una ristrutturazione della casa, posso ancora portare in detrazione il 50% delle spese sostenute. A quello poi viene allegato, si può allegare anche le spese per l'acquisto degli arredi eventuali che si sono voluti sostituire in seguito alla ristrutturazione, oppure se ho cambiato la caldaia con determinati requisiti e ho presentato la certificazione all'Enea, posso, ricavarmi il 65% del prezzo di acquisto della caldaia. Per dare un numero, cambiato la caldaia, ho speso 10.000 euro, porto a casa 6.500 euro in 10 anni, però è una bella cifra. Sono le caldaie di ultima generazione previste dalla normativa a condensazione che fanno consumare pochissimo gas e sono ad alto rendimento. Addirittura adesso, parlando con un tecnico, si parlava che devono essere sempre collegate con le fonti rinnovabili in modo da inquinare il meno possibile, consumare sempre meno gas, e di solito sono collegate con dei pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, per cui si va verso sempre più la casa verde
o per esempio appunto se acquisto una casa e il costruttore ha rispettato tutti i termini per poter fare una casa verde, nel senso che ha tutte le certificazioni con la classificazione più alta, con la classificazione energetica più alta, posso recuperarmi il 50% dell'IVA che pago nell'acquisto della casa, che è una bella cifra perché è il 4% del valore che viene messo nel contratto di acquisto, e posso recuperarmelo in 10 anni, per cui ci sono belle possibilità. C'è una telefonata in diretta, pronto? Buongiorno, sono Giusy. Giusy, buongiorno, auguri. Buongiorno. Grazie altrettanto anche alla signora e tutte le donne, perché siamo noi che portiamo avanti la famiglia, ragazzi. Ecco. Siamo noi. Allora, ho sentito mesi fa che ci sarà ancora in vigore l'assicurazione delle casalinghe. Io però anni fa ho pagato per un anno 12.000 lire mi sembra l'anno che si doveva pagare l'assicurazione delle casalinghe. Poi ho trovato un signore che mi ha detto ma per me non dovresti neanche più pagarla, perché devi almeno perdere quasi una mano se vorresti prendere l'assicurazione. Allora ho detto non vale neanche la pena, ma perché spero addirittura che non mi faccia male ma così tanto. Poi volevo dire un'altra cosa, il CAF può darmi anticipare per andare a fare il 7,30 per snellire più presto i clienti, insomma, che hanno loro. Si può andare prima che ti mandino la lettera, ma posso andare a vedere? Sì, già dal 3. Sì? Sì. Ma lei è nostra cliente, fa il 7,30 da noi ogni anno? Sì, a Roncade. A Roncade. Ok. Può già prenotare? Sì. Allora posso andarmi a prenotare prima, insomma, sì. non Dal 3 aspettare di aprile magari. signora può prenotare, Magari dal 3 di quando c'è tanta aprile. gente. No, prenotare può già farlo adesso. Se lei è di Roncade, va a Roncade, può già prenotare. Ho capito. Poi noi dal 3 di aprile assumiamo praticamente il nostro nuovo sistema, assumiamo le ragazze nel nostro DAP, come si chiama? Centralino. Centralino, ecco, in italiano perché stavo cercando le parole. Call center, meglio centralino. Dal 13 e dal 15 partiamo, però lei può già andare a Roncade dalla Michela e prenotarsi il suo 7,30. E se questa assicurazione delle casalinghe, ma spero che mi rispondiate, c'è ancora in vigore o no? È ancora in vigore? Che ho sentito 2 mesi fa che la tiravano ancora fuori, ma questa assicurazione. È sempre e per quanto tempo si deve pagare? A che età? Fino a che età si può pagare? Forse non la faccio più perché non è che mi interessi tanto. Grazie. Niente. Allora, è una contribuzione obbligatoria, erano 12,45 € se non ricordo male, e se non ricordo male sempre era entro il 65esimo anno di età, perché era legato con l'età pensionabile per quanto riguarda questa cosa. Ed è anche deducibile, perché essendo una contribuzione obbligatoria può essere portata in deduzione nella dichiarazione dei redditi. C'è ancora, sarebbe obbligatoria per le casalinghe, chi lavora in casa e non ha un datore di lavoro praticamente, per cui se io sono disoccupato, non ho nessun tipo di assicurazione, sono in casa, posso fare i servizi domestici e INAIL. Il versamento lo fanno tramite dichiarazione di redditi? No, il versamento si fa con un bollettino postale che di solito si pagava in gennaio, il periodo è gennaio, e si può portare l'anno successivo in deduzione dalla dichiarazione dei redditi, per cui viene scontato dal reddito, per cui in base allo scaglione di appartenenza si recupera o il 23 o il 27 o ma via era per 32. Gli incidenti domestici? Sì, era la signora parlava della mano che... Sì, gli incidenti domestici di chi lavora in casa, perché era praticamente stato assimilato con l'età pensionabile in modo da assicurare appunto le donne che lavorano in casa, che comunque come tutte le persone possono essere soggetti a incidenti visti i lavori che fanno all'interno dell'abitazione. A quel punto le regole del risarcimento sono le stesse dei lavoratori, perché l'assicurazione è INAIL e quindi qualsiasi altro lavoratore è equiparata, perché quella è la normativa di riferimento. Pubblicità, poi torniamo subito ancora con le novità della campagna fiscale.
Rieccoci con ore 13, allora questa campagna fiscale in partenza, scadenze, Giuliana Maffei. Sì, no, mi allaccio al discorso che faceva prima la signora, perché noi siamo in procinto di iniziare la nostra ennesima campagna fiscale e dal prossimo mese inizieremo proprio materialmente a elaborare le dichiarazioni dei redditi, però come diceva l'amministratore Cacco, possono già, chi vuole, prendere già appuntamento in questo momento. Se un soggetto era già nostro, se un cittadino veniva già nei nostri uffici, gli arriverà come ogni anno la lettera a casa con il promemoria di un appuntamento già prefissato. Se ci sono delle nuove, come si dice, dei nuovi utenti che vogliono usufruire del servizio del CAF, c'è un numero unico che magari faccio presente, 0422 19 700 11, dove possono, Graziano è là che lo fa vedere, lo vediamo in sovraimpressione, lo facciamo ok, bravissimo, sovraimpressione umana. Ok, è il mio valletto. L'uomo sandwich. Parlando di donne. Allora, questo è il numero unico di prenotazione, sì, e quindi è attivo dal 3 questo? No, sì, dal 3 è attivo questo. Questo è attivo dal 3 è attivo questo. Chi vuole prendere appuntamento e non ha mai fatto dichiarazione dei redditi da noi può chiamare questo numero e gli verrà fissato un appuntamento. Lo assumiamo come uomo cifre. Sì. E invece, ripeto, se erano già nostri contribuenti, gli arriverà la lettera con un codice, un codice individuale. Se il soggetto che ha ricevuto l'appuntamento, ad esempio a me arriva la lettera e ho l'appuntamento per il 30 aprile e in quella data non posso essere presente, ad esempio il 30 aprile alle 8:30, posso telefonare e c'è sia la possibilità di usufruire di un servizio automatico e faccio tutto da sola, e se no posso usufruire del servizio con l'operatore. Il servizio automatico logicamente è 24 ore al giorno, magari quelli un po' più giovani o anche quelli un po' più esperti possono usufruire del servizio automatico 24 ore al giorno. Invece se si vuole usufruire del servizio con l'operatore ci sono degli orari 8:30, 12:30, 14:18 per spostare l'appuntamento o eventualmente anche per fissarlo. Allora, la scadenza del 7:30 è il 23 di luglio, per cui dai primi di aprile c'è tempo, aprile, maggio, giugno, sono 3 mesi abbondanti quest'anno. 23 luglio. E in coincidenza con l'inizio della campagna 7:30, chi usufruisce invece del 7:30 del modello redditi, che sarebbe il vecchio modello unico, può fissare comunque l'appuntamento per elaborare appunto il modello unico. Il modello unico, la scadenza è 30 giugno senza maggiorazioni, 31 ottobre con le eventuali maggiorazioni del caso. In coincidenza con la campagna 7:30 noi seguiamo tutti i cittadini anche per quel che riguarda l'IMU e la TASI, nel caso in cui il Comune non glielo invii. La scadenza per l'IMU e TASI quest'anno, e non mi sono presa il foglio delle scadenze, essendo che è di sabato, mi va al lunedì, che non mi ricordo, scusatemi se è il 17 e il 18, perché non mi sono presa il 18, e quindi i cittadini possono usufruire anche di questo, diciamo non doppio, triplo, noi facciamo tante cose in contemporanea, quindi facciamo il 7:30, facciamo l'unico, facciamo l'IMU e la TASI. Altra cosa importante, mentre in campagna fiscale noi non sospendiamo, come magari fanno altri CAF, l'elaborazione dell'ISE. Perché è una cosa importante, perché un servizio che noi diamo tutto l'anno ai cittadini è il servizio ISE, è una prestazione gratuita che diamo ai cittadini. L'ISE, per chi non lo sapesse ancora, a parte che magari i cittadini conoscono meglio l'ISE che non il 730, è un calcolo di tutti i redditi e patrimoni del nucleo familiare che serve per avere delle agevolazioni, delle sconti e dei contributi locali o nazionali. Quindi in contemporanea a questi servizi è sempre presente la compilazione. L'ISE tutto l'anno, invece questi noi dobbiamo rispettare delle scadenze precise. Telefonata in diretta, buongiorno. Pronto? 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 Sì, pronto. Pronto, buongiorno, signora, auguri. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo sapere, tramite quella signora che ho sentito prima, per quell'assicurazione che si paga per le donne casalinghe,
Sì. Vuole sapere se esiste ancora? Siccome io la pagavo anch'io, poi io mi sono rotta tibia, perne, 2 malleoli. Quando ho fatto la domanda mi hanno risposto che devo essere invalida l'80%, devo fare una visita tot che mi costava 300 euro e così io ho mandato tutto a monte. E chi le ha risposto così? L'IRPEX. No, allora, secondo me sta confondendo un attimo, perché la visita da fare, si presume per la richiesta di una 104, può essere quella la cifra che gli hanno chiesto per avere la certificazione medica poi da spedire tramite un patronato per chiedere la visita collegiale come per il riconoscimento di un'invalidità. Mentre questa è semplicemente un'assicurazione, né più né meno di quello che posso farmi io come lavoratore dipendente in aggiunta all'INAIL che paga Pierluigi, quanto mi riguarda, e l'azienda Pierluigi per l'azienda, per cui vi faccio un'assicurazione personale contro gli infortuni che mi può coprire, che ne so, il viaggio in auto oppure gli infortuni extraprofessionali e se vado a giocare a tennis, per dirle. In questo caso era strettamente legata ai lavori domestici, in quanto era per le casalinghi anche, perché ci sono tutte e due le figure, che entro i 65 anni esercitavano, facevano le loro mansioni all'interno della casa di abitazione. È solo questo, è un'assicurazione, ma non dava diritto a una pensione o una rendita. La rendita ci poteva essere qualora ci fosse un'invalidità, come diceva appunto Giacomo, segretario, che andava a toccare quelli che potevano essere l'invalidità della persona, come semplicemente un lavoratore dipendente. È equiparata la cosa. Per cui non è che quella assicurasse una rendita, è un po' diversa dall'assicurazione che fa con la compagnia d'assicurazione, la compagnia assicuratrice che magari può farle una rendita. Questa era meramente la copertura di un infortunio, per cui gli potevano dare una diaria se per caso doveva portare il gesso, oppure se per caso aveva un'amputazione o cose del genere a seguito dei servizi domestici, né più né meno. Torniamo a Giuliana, stavamo parlando quindi ISE e compilazione... tutto quello che facciamo noi durante l'anno in campagna fiscale. Allora, tutte queste informazioni comunque che stiamo, magari una sintesi perché Graziano ne ha date tantissime, gran parte delle informazioni che riguardano ISE, 730 e quant'altro, e i vari servizi, perché non c'è solo la campagna 730, poi noi abbiamo il servizio successioni, il servizio badanti, abbiamo un nuovo servizio che sta prendendo... in questi giorni, sta nascendo in questi giorni, che è quello dell'amministratore di sostegno. Tutte queste informazioni si trovano nel sito www.cgltreviso.it. ok, Graziano si è preparato tutto da bravo valletto, /CAF, quindi si va nella pagina della CGIL, in alto a destra c'è la parte dedicata ai servizi, andate nella sezione del CAF e là trovate tutte le informazioni. Diciamo che adesso noi lo stiamo aggiornando il sito, perché stiamo aggiornando, certo. Diciamo che l'aggiornamento vero e proprio l'avremo quando verrà pubblicata la circolare cosiddetto visto di conformità da parte dell'Agenzia delle Entrate, che sono una cosa tipo 400, questo è quello dell'altro anno, erano 325 pagine e ce lo pubblicano intorno al 7 e l'8 di aprile, per cui quando noi stiamo iniziando l'Agenzia delle Entrate inizia a darci le indicazioni del caso. Quindi tutte le informazioni che riguardano il CAF le trovate nel sito. Noi stiamo caricando anche le liste documenti che siano per l'ISE, per il 730, quindi là se una persona vuole tenersi aggiornata trova, anche se ci sono bandi nuovi e quant'altro, trova tutte le informazioni utili. Scusa, e poi agganciandomi a Giuliana, seguiteci su Facebook, perché lì facciamo i post appositamente per approfondire tutti i singoli passaggi, che è una cosa molto interessante, perché spesa per spesa, servizio per servizio andiamo a darvi delle indicazioni magari in spot, con poi dei richiami, dei rimandi per poter approfondire se la tematica vi interessa. Quindi pagina Facebook, sito. Prima di andare in pubblicità ricordiamo velocemente le scadenze perché è importante. Allora, la scadenza 7:30. Allora, la prima è quella dell'Imutasi il 18 di giugno, 7:30-23 aprile. Scusa, 23, il 20, bravo, 23, volevo vedere se eravate attenti. 23 luglio. 23 luglio.
L'unico, la scadenza senza maggiorazioni è il 30, unico adesso si chiama persone fisiche, redditi, PF, prima era unico, perché ogni 2 anni cambiano anche i nomi, se no è troppo facile. Allora, il modello redditi a scadenza 30 giugno senza maggiorazioni, 31 ottobre con le maggiorazioni, poi comunque abbiamo altre scadenze perché poi abbiamo la seconda dell'Imutasi che a dicembre, abbiamo tutta una serie di scadenze. Perfetto, pubblicità e poi chiudiamo, facciamo l'ultima parte di Ore 13. Rieccoci, ultima parte di Ore 13. Allora, Pierluigi Cacco, tante novità, CAF CGIL, c'è questo anche servizio dedicato all'amministratore di sostegno, ne ha parlato prima Giuliana, ma non solo. Insomma. Allora, questa è la 4ª stagione dopo la riforma, noi la chiamiamo stagione, non è una stagione estiva alla mare, ma è la stagione della denuncia dei redditi. Allora, a tutti gli iscritti della CGIL, col prossimo giornale, arriverà a casa questo che noi chiamiamo quartino. Graziano, però cioè, a lei hai fatto, a me no. Quello ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Qui dentro ci sono tutte le informazioni, sì. Quello che diceva Giuliana prima, il numero unico per le prenotazioni, c'è scritto praticamente tutte le informazioni generali. Ci sono 2 grandi novità. Ecco qua. Ecco. Ci sono 2 grandi novità, sì, questa è la prima pagina un po'. Perché abbiamo messo il metro su misura? Perché quest'anno oramai è cambiato il sistema della denuncia di redditi e le persone hanno sempre più bisogno di avere informazioni e la complessità della denuncia di redditi non è legata a chi sa farla col computer o no, è legata alle informazioni che tante volte hai o alle conoscenze che hai e va anche preparato prima, per quello c'è un servizio che noi riteniamo molto importante, vediamo se lo trovo, eccolo qua, questa pagina ce l'avete? Graziano, tira fuori, avete? No, ce l'hai, la ce l'ho io. Adesso ci arrivano. Questa è la pagina della consulenza, cioè Giuliana e Graziano, assieme a tutto il gruppo del staff che stiamo ovviamente preparando e costruendo, faranno la consulenza. Cioè se tu hai bisogno di prenderti un immobile, dal punto di vista fiscale noi ti spieghiamo qual è la tua convenienza, come sulla previdenza complementare, il contenzioso tributario quando l'agenzia ti chiama e hai problemi, oppure sulla pensione, oppure sulla contabilità, le partite, vi rimando alla lettura insomma. Quindi questa è la nuova cosa. Ovviamente chi vuole una consulenza approfondita pagherà un qualcosa, ma sa che con noi ha il suo vestito ed ecco il metro su misura, cioè ti costruiamo le tue convenienze su misura, cioè ti costruiamo i tuoi diritti che diversamente potresti non avere. L'altra grande cosa è già stata citata e quindi vabbè qua poi c'è scritto, l'altra grande cosa è questa, adesso stiamo preparando anche un libricino ed è l'amministratore di sostegno, assieme alla CGIL, ai pensionati, al patronato Inca della CGIL. Noi stiamo lavorando assieme, ma il servizio lo daremo noi, assieme a un avvocato, quella famiglia che ha bisogno di fare l'amministratore di sostegno a un suo familiare che in qualche misura che ne ha bisogno, noi gli facciamo tutto. Praticamente gli costruiamo tutte le pratiche, le portiamo in tribunale, siamo assistiti da un avvocato a prezzi assolutamente competitivi. Quindi adesso daremo poi tutte le informazioni, non voglio farla lunga. Allora arriverà col giornale della CGIL il quartino che dà tutte le informazioni. Chi non è iscritto alla CGIL o si iscrive, oppure nelle sedi o all'interno delle aziende può trovare questo quartino, può anche farsi dare il giornale. Quindi ecco, venite nelle sedi del CAF e della CGIL perché lì comunque trovate le informazioni che servono a voi. Dice un'ultima cosa, quindi noi siamo pronti, insomma, stiamo lavorando, questo è un periodo tra i più complicati, stiamo lavorando per dare il meglio alle persone, ai lavoratori, ai pensionati, alle loro famiglie. Fra l'altro in accordo con CISL e UIL le tariffe per quel che riguarda la denuncia dei redditi stanno ferme quest'anno, quindi sono assolutamente come l'anno scorso. Dal 3 di aprile, già adesso chi ha bisogno può venire, ma dal 3 di aprile abbiamo un nuovo sistema telefonico, quindi chiamate, c'è il sistema automatico, se non rispondiamo al telefono abbiamo fatto un altro sforzo, un grande investimento, venite a trovarci, ditecelo, ecco, aiutateci a migliorarci, noi stiamo facendo tutti gli sforzi per il servizio da dare ai cittadini trevigiani, ai lavoratori, ai pensionati e alle loro famiglie, insomma, questo è.
Ed è necessario ormai in questo periodo essere multitasking, diciamo così. È necessario, vedete, tante volte la gente perde dei diritti perché non li conosce. Ora è vero che deve pagare 20-30 euro da noi, ma noi non è che viviamo, non è che lavoriamo per Red Prussia, viviamo d'aria, però tenete presente che quella tessera alla CGIL che ti fa pagare, cioè chi è iscritto alla CGIL da noi paga, cioè, ha uno sconto di oltre il 50%, un iscritto alla CGIL ha uno sconto di oltre il 50% sui 730 e molti altri sconti su tutto il resto. Quindi sei iscritto a questi sconti, è indubbio però che uno che viene al CAF della CGIL in tutte le nostre sedi è servito in tutti i suoi bisogni, perché guardate, il problema non è me fa sommi e risparmio 30 euro, me lo fa sommi poi significa magari non lo fai corretto, se lo fai corretto ti puoi dimenticare che hai acquistato la casa, che hai preso il garage e che non l'hai detratto, come si dice, grazie, che non l'hai detratto, oppure che hai dei bisogni, insomma, in qualche maniera, e dei diritti che tu non conoscevi, non sei in grado di esigere. E un diritto non esigibile non è un diritto. Noi facciamo un lavoro di sussidiarietà, siamo al servizio dei cittadini e delle loro famiglie, nient'altro, insomma. Ma la cosa principale era agire preventivamente, ovvero prima di sostenere le spese, perché una volta sostenute nella maniera sbagliata non sono più recuperabili dal punto di vista fiscale, per cui fare un'azione preventiva, fare una pianificazione personalizzata in base all'esigenza non solo della persona ma della famiglia, perché ci sono delle scappatoie legittime previste dalla legge. Mettiamo, Giacomo vuole scaricarsi una cosa, non ha la capienza perché è un lavoratore che è di un'azienda in difficoltà, che non viene pagato a sufficienza, per cui non ha ritenute per poter recuperare la spesa, ma c'è Giuliana che è la moglie che magari lavora, basta semplicemente intestare le spese alla moglie e gli si fa recuperare la detrazione che già se le avesse pagate Giacomo le avrebbe perse, ma se lo facciamo a posteriori questa cosa non è possibile farla. Pianificarla prima si riesce a dare il massimo con il minimo sforzo, e lo sforzo può essere quello di prendersi un'ora e decidere a tavolino quello che può essere il futuro economico, perché certe detrazioni, tipo quelle che citavo prima della casa e quant'altro, durano 10 anni e sono una goccia continua che entra nel bilancio familiare. Questa è la filosofia, nient'altro. Questo è il nuovo servizio, che non c'entra con il resto, cioè uno vuole sapere ste robe perché ha delle condizioni, chiede un appuntamento con Graziano, con Giuliana o con i ragazzi che stiamo preparando e noi gli facciamo, paga una cifra minima, ma gli facciamo tutto questo servizio, insomma. Siamo davvero in chiusura, però io sento al volo questa telefonata, volevo però chiudere con Giacomo Vendrame. Chi è in diretta? Buongiorno. Buongiorno, sono Barbara da Meulo. Volevo fare una domanda non inerente proprio alla trasmissione, ai signori del CAF. Volevo chiedere, mio marito percepisce gli assegni familiari di nostro figlio, il ragazzo a fine marzo farà i 18 anni, avrà lo stesso diritto agli assegni oppure no, essendo il ragazzo ancora studente? Ancora? Studente? No. Non so. Io penso che al compimento del 10° anno io ho smesso di prenderle per Filippo. Salvo che le detrazioni sì, gli salvo che il figlio possiamo non sia portatore di signora, è di vada al CAF. Allora diamo signora, noi vedo incertezza, vada all'Inca, il patronato Inca su queste cose, quindi pubblicizziamo anche il nostro patronato Inca, sono straordinari, va al patronato Inca da Ermanno e lì gli danno, visto che è da Meulo, e lì gli danno tutte le informazioni, perché noi ovviamente facendo un'altra cosa possiamo sapere così, è bene che ognuno faccia il suo mestiere, vada al patronato Inca e lì gli risolvono tutte le questioni e anche tutti i dubbi. Giacomo Vendrame, un minuto. Ringrazio. Salve signore, auguri ancora. Allora siamo di fronte a una situazione politica così un po' inquietante, c'è uno stallo in corso, come la vedete voi? E la CGIL poi cosa, chiunque sia poi ad avere l'incarico, se ci sarà, cosa chiederà la CGIL? Allora, intanto inquietante è comunque un'affermazione soggettiva, perché voglio dire, i cittadini si sono espressi in maniera anche abbastanza chiara. Chi magari come me e penso come molti in CGIL ha un'idea progressista, chiaramente non può che essere in parte deluso dalle elezioni. In parte raccogliamo quello che è da anni che come CGIL diciamo che in qualche modo fermenta nei luoghi di lavoro e nelle persone. Ora aspettiamo di vedere che tipo di governo si forma
e soprattutto nel momento in cui il governo si forma che tipo di provvedimenti mette in campo anche rispetto a una campagna elettorale che è stata veramente eccessiva su quasi tutti gli argomenti. Come CGIL cambia poco, nel senso che il nostro lavoro quotidiano, che sia di tutela individuale come abbiamo parlato oggi o di tutela collettiva, cambia poco. Noi difendiamo i lavoratori e cerchiamo di far esercitare in pienezza i loro diritti da tutti i punti di vista. Vedremo rispetto ai provvedimenti messi in campo cosa succederà e soprattutto a quel punto ci esprimeremo. Se di sicuro si va nella direzione che noi da tempo diciamo, e questo riguarda per le pensioni, ma riguarda per il fisco e riguarda per le regole del mercato del lavoro, chiaramente ci sarà anche consenso da parte dei sindacati, altrimenti come sempre cercheremo attraverso il dialogo prima e se serve anche attraverso la mobilitazione, però ripeto è inutile dirlo adesso, prima vediamo chi ha il pallino in mano e soprattutto chi decide del destino del nostro paese e poi vedremo insomma. Non avete degli interlocutori preferiti? Beh, no, gli interlocutori preferiti sono tutti coloro che ci danno ragione, posso dirlo? Certo, voglio dire, vedremo dove li troveremo rispetto a questo. Siccome ragione al 100% è difficile trovarlo, insomma siamo sindacalisti, ci siederemo ai tavoli di trattativa. Gli interlocutori di Giacomo sono i lavoratori pensionati, sì, il vero interlocutore è che oggi hanno detto anche loro al paese insomma di cambiare. Hanno dato comunque una risposta. Allora è davvero tutto, grazie ai nostri ospiti, grazie a Giacomo Vendrame, Pierluigi Cacco, a Graziano Basso e a Giuliana Maffei, ancora auguri, ancora auguri a voi tutte donne telespettatrici che ci avete seguito. Grazie per averci seguito e ci vediamo domani.